Ed eccoci qua, amici telespettatori, ben trovati in questa bella rubrica, la rubrica come al solito dei cuori solitari. Oggi vi voglio presentare una persona di Trapani, un grande amico, si chiama Ciccio, detto Francesco, ha 57 anni ed è in cerca naturalmente della sua anima gemella, la ragazza ideale. Ciao Ciccio. Ciao. Allora Ciccio, tu sei di Trapani? Sì, di Trapani. Hai 57 anni? Quasi 60. Li faccio gennaio. Quando ne fai a gennaio? Giorno 1 gennaio. E io sono nato. Dico, ma hai 57 anni, no? Sì. Perfetto. E sei di Trapani? Sì. Va bene Ciccio, allora tu sei in cerca dell'anima gemella di una donna. Sì. Da quanto tempo, Cicciuzzo? Di poco. Da poco tempo. Sì, poco tempo. Quindi significa che tu qualche tempo fa eri fidanzato? No, io l'avevo. Solo che ti sei lasciato. A me non mi va. Esatto. Cioè Ciccio vuole dire che praticamente non è andato d'accordo con la sua ex fidanzata, giusto Ciccio? Lei chiamava Bice e lavorava alla Beggo. Esatto. Cioè Ciccio ci vuole dire che era fidanzato con una trapanese, vero Ciccio? Sì, e lei lavorava alla Beggo Cavallo Bianco. Ah, al Cavallino Bianco. Qua a Trapani. A me Non ti piaceva? no. Non ti piaceva come albergo, diciamo. Ma insomma, fatti vostri, non siete andati d'accordo e vi siete lasciati. A lei, a me. Sì. Va bene Ciccio, quanto tempo sei rimasto con questa donna? Poco. Poco quanto? Un mesetto. Ah, roba di giorni allora. Solo un mese. Un mesetto. Forse che tu hai visto magari che non andavate d'accordo, allora hai deciso di troncare la relazione, giusto? Sì. E ora sei nuovamente qua a Scianamuro Siciliano per cercare una donna ideale per te. Sì. Va bene Ciccio. Allora, questa donna che noi andiamo cercando, da che età deve partire Ciccio? 50 anni, è così, 50 anni. L'età di partenza, dico, se ne viene una di 35 tu non l'accetti? No. Io Non ti piace? No, io cerco una di 50 anni. Di 50 anni, cioè deve partire dai 50 anni per andare. Sta passando l'ambulanza, la facciamo passare. Ok, allora noi abbiamo detto deve partire questa donna dai 50 anni per arrivare a un massimo di 60. quindi dai 50 ai 60. Zone di provenienza, ti piace di Trapani oppure di Runeghe? No, di Milano. Ah, da qualsiasi parte, giusto? Sì. Da qualsiasi parte. Quindi amiche telespettatrici che state guardando il nostro Ciccio, qualsiasi tipo di donna lo dovesse contattare, anche che non fosse magari di Trapani, ma che sia di Milano, di Roma, insomma, No, no. Da qualsiasi parte. Di Milano, soltanto Milano. No, Milano no. Città, Piazza Duomo magari. Esatto. Cioè voglio chiarire che sia di Milano è meglio. Se poi chiama da Piazza del Duomo di Milano, giusto? Sì. È ancora meglio. Per cui amiche telespettatrici, Ciccio è qua, è una brava persona, un bravo ragazzo, ha 57 anni, lavori Ciccio? Io sto qua a Pepe. Gli dai una mano ad alzare qualche cassetto? Sì. Va bene. Ascoltami, tu ti puoi spostare, sei motorizzato, hai la macchina, come sei? No, sono c'è carrellino, vado a pescare. Ah, buono. Arrivo Natale. Vado a pescare, vedo pesci, tutto cose. Ah, buono. Adesso parliamo di questa passione che tu hai. Tu hai la passione di pescare. Sì. Peschi con la canna o peschi con la rete? No, la canna. Con la canna. La canna ce l'hai abbastanza lunga? No, ce n'ho tanta in casa, ce l'ho io. Tante canne c'hai? Sì. E di tutte queste canne sono professionali, no? Sì. E dico, da quando è che tu nutri questa passione di pescare con la canna? Di bambino. Da bambino, quindi da sempre praticamente che tu peschi con la canna. Sì. E ora giustamente con la canna vuoi anche fare pescare l'anima gemella. Sì. Già mi pare anche giusto. È una cosa assolutamente normale. Sì. Va bene Ciccio, ascoltami, tu hai qualche desiderio in particolare che vorresti realizzare nella tua vita? Sì. E dimmi qual è. Io ce l'ho io, mente mia, è stare vicino a lei. Esatto.
Quindi praticamente Ciccio mi sta dicendo qui che il suo desiderio nascosto che porta avanti da una vita è crearsi un futuro con l'anima gemella, con la donna ideale, giusto Ciccio? Sì. E condividere con lei tutte le cose belle della vita, giusto? Sì. Perfetto. Allora, amiche telespettatrici che ci state guardando, ripeto, state conoscendo Ciccio. Ciccio detto Francesco, giusto Ciccio? Sì. Conosciuto dagli amici e detto Francesco. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare personalmente, attenzione, non possono fare altro o chiamare al suo numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video, o altrimenti chiamare la nostra redazione inviando un SMS al numero WhatsApp sopra nella descrizione, e dove scriverete: sono interessata a conoscere Ciccio detto Francesco, e io naturalmente vi metterò in contatto con lui. O eventualmente, attenzione, lo venite a trovare qui in piazza alla Marina di Trapani, ed esattamente alla bottega di Pepe. Esattamente la bottega si chiama Il Punto delle Delizie. Lo venite a trovare qui perché Ciccio sta qui, passa gran parte del suo tempo, e lo venite a conoscere personalmente, giusto Ciccio? Sì, è così. Allora Ciccio, in questo momento ci sono queste donne dai 50 fino ad arrivare ai 60, giusto? Sì. No, o da 40 ai 50? No, è così, è così. Dai 40 ai 50. Sì. Allora, queste donne dai 40 ai 50 che ti stanno guardando e stanno decidendo se venirti a trovare qua da Pepe oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera. Vai Ciccio, puoi dire qualsiasi cosa, sbelanciati, vai tranquillo. E vieni a trovarmi il più presto possibile. E io ho il desiderio di fare conoscere a te, io voglio conoscere, perché io sono qua a bottega Pepe, vieni qua, conosciamo meglio. Perfetto, ha detto tutto, amiche telespettatrici, per cui non indulgiate, venite a trovare Ciccio detto Francesco qui alla bottega di Pepe. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Pesco Paolo Angelelli. Ciccio detto Francesco. Ciao ciao da Trapani. Ciao. Ciao. Oh yeah!